Le oltre 100 imprese siciliane creditrici del gruppo CMC di Ravenna in crisi hanno inviato diffide istanze di pagamento per oltre 50 milioni di euro all'ANAS e ai general contractor del gruppo CMC, aggiudicatari degli appalti dell'Agrigento Caltanissetta, della Palermo Agrigento e della metropolitana di Catania. In vista dell'incontro di mercoledì prossimo con i debitori a Roma, ribadiscono che i lavoratori non potranno riprendere se prima non saranno pagati i crediti pregressi e preannunciano eclatanti azioni di protesta se non avranno risposte e se il governo nazionale continuerà a tenere un atteggiamento distaccato. È evidente, sottolinea in una nota il Comitato delle Imprese Creditrici, che il problema è stato provocato dal disinteresse del precedente governo nazionale e dall'ANAS, che non ha vigilato fino in fondo sulla corretta gestione della CMC. Ma adesso al governo, a Palermo e a Roma ci sono altri che hanno il dovere e continuano di agire per evitare il tracollo di mezza Sicilia. Così il Comitato lancia un ultimatum al governo nazionale: basta perdere tempo, pagateci il pregresso, non cederemo ai ricatti. Il riferimento è alla paradossale situazione che si è venuta a creare. Il ministro Toninelli sostiene di aver sbloccato la situazione grazie all'accordo tra ANAS e CMC che prevede la ripresa dei lavori entro fine mese, ma in realtà non si preoccupa dei soldi per pagare lavori già fatti. Sostiene che la competenza sui debiti della procedura concordataria è del Ministro per lo Sviluppo Economico. Temiamo che alla fine, insistono i creditori, ci sia un colpo di spugna sul passato. ANAS non può pagare e minaccia di rescindere i contratti se 2500 lavoratori non riprenderanno subito. Se ciò avvenisse e la CMC fallisse, nessuno dei creditori prenderebbe un solo euro. E stamani le oltre 100 imprese non pagate per ben 20 mesi hanno protestato a Catania in concomitanza con la riunione della giunta regionale. Ed il grido d'allarme arriva anche dalla Valle dei Templi. Il direttore dell'ente parco Giuseppe Parello sottolinea come l'allungamento dei tempi per raggiungere Agrigento da Palermo, dovuto a cantieri e semafori, ha portato già da 2 anni le grandi compagnie di crociera a rinunciare alle visite alla Valle dei Templi. Come sottolinea, ci hanno anche penalizzato le problematiche relative all'aeroporto di Trapani.